Bentornati a un nuovo aggiornamento meteo, vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Dopo una prima parte del mese di febbraio all'insegna del clima freddo continentale dalla Russia, l'alta pressione torna a portare tempo stabile e soleggiato su tutta Italia, anche al sud dove abbiamo avuto delle piogge. Le temperature saranno quindi destinate a salire di qualche grado, portandosi leggermente sopra la media questo weekend, soprattutto al nord, mentre rimarranno ancora leggermente sotto media al sud. Ma guardate, per San Valentino e la nuova settimana come correnti di origine azzoriana e il contributo di qualche corrente di matrice africana porterà temperature molto sopra la media, stabilità atmosferica, qualche nebbia da segnalare solo al nord sulle pianure al primo mattino, con deboli gelate che saranno comunque poco probabili, con il rialzo termico che sarà più notevole con questa grafica nella giornata di mercoledì e giovedì, quando temperature saranno ancora molto sopra la media del periodo, soprattutto sulla Val Padana. Un febbraio quindi insolito, contraddistinto da caldo anomalo, dalla presenza di una rimonta anticiclonica duratura, con l'assenza di perturbazioni piovose almeno fino al 16 di febbraio. Difficile stabilire una svolta, essendo che le incertezze sul movimento della circolazione sul vortice polare rimangono. Esso sarà molto forte e compatto nelle prossime settimane e per un cambio di scenario dalle caratteristiche invernali forse bisognerà attendere attorno al 20 febbraio, con l'apertura di un canale sull'Oceano Atlantico che muoverebbe le perturbazioni verso il nord Italia e il versante tirrenico per garantire nuovamente le piogge e temperature anche in media col periodo. Ovviamente queste sono tendenze che devono essere valutate, nel caso contrario questa è un'evoluzione che andrebbe più valutata per la parte finale del mese di febbraio. Ma per maggiori dettagli consultate i nostri prossimi aggiornamenti.